io, vedete, non credo che sia il punto sia in questo momento quello di collocare sulla asticella del giusto o non giusto quello che è in questo momento l'indennità dei consiglieri regionali. Io credo che ci siamo impegnati tutti i consiglieri regionali che siedono in questo mandato in Consiglio regionale a cambiare profondamente il nostro modo di essere consiglieri regionali, di svolgere la nostra attività, di essere assolutamente trasparenti, di presentare la nostra attività, di rendicontarla. Credo che questa sia veramente la conquista della politica. Allora la mia domanda è: stiamo valutando se è giusto oppure no quanto prendiamo? Nel qual caso, guardate, nessuno qua dentro ha timore di rendicontare l'attività che fa, di risponderne ai propri cittadini, l'abbiamo fatto anche recentemente nelle elezioni elettorali europee. Credo che i cittadini abbiano premiato anche in questa regione l'attività che sta svolgendo il governo regionale, ma tutto il Consiglio regionale, perché credo che abbiano apprezzato tutte le iniziative che sono partite da questa Aula. Credo quindi che meriti rispetto l'attività che abbiamo svolto, credo che meritino altrettanto rispetto le persone che in qualche modo hanno segnato, anche con quel voto, la credibilità oppure no di una classe politica. C'è chi entra in un'assemblea legislativa assumendo di essere più bravo degli altri perché non ha un'esperienza politica sulle spalle, è semplicemente un cittadino. C'è chi entra in un'assemblea legislativa portandosi dietro esperienze, capacità, competenze, voglia di fare, passione, perché no, anche amore verso la politica. Questa è la differenza che in questo momento vedo forte tra il gruppo del Movimento 5 Stelle e gli altri consiglieri regionali. Non ci dividono i soldi, su quelli confrontiamoci quando volete. Noi le scelte le abbiamo fatte chiare, ricordo che questa giunta è la giunta meno costosa degli ultimi 8 anni, ricordo anche che questo Consiglio regionale è il meno costoso degli ultimi anni, ricordo anche che la trasparenza che è stata raggiunta in questa amministrazione regionale in questi mesi ci colloca al primo posto in Italia, trovate tutti i dati della giunta, dei consiglieri, tutto quello che cercate è a vostra assoluta disposizione. Inviterei però i consiglieri del Movimento 5 Stelle anche a chiedere a se stessi, prima che agli altri, di rendicontare fino in fondo l'attività che si fa. Perché io credo che in questo momento storicamente così complicato e difficile, ognuno debba fare la propria parte. E in quel ognuno debba fare la propria parte possiamo passare il nostro tempo a parlare dei vitalizi, possiamo continuare a parlare delle indennità, possiamo confrontarci a chi la abbassa di più, a chi la spara più alta, a chi la tira più lontano. Vede, consigliera Bianchi, io ho molto apprezzato che quando lei faceva il suo intervento non guardava da questa parte, non guardava i consiglieri, guardava la stampa. Perché lei si stava rivolgendo alla stampa quando ha fatto l'intervento, lei non si stava rivolgendo a questo Consiglio regionale. Credo quindi, guardi, credo che siccome non stiamo affrontando un problema di comunicazione, ma stiamo affrontando, quello sì, un problema di credibilità della politica che ogni consigliere che è seduto in questo Consiglio si conquista ogni giorno con l'attività che fa. Poi una volta la zecca, un'altra volta non la zecca, ma comunque ci prova con passione. Abbia rispetto per i suoi colleghi, abbiate rispetto per i vostri colleghi, perché io credo che il lavoro difficile che stiamo facendo, la responsabilità enorme che ci è stata consegnata, non ci dovrebbe dividere su quello che è l'impegno quotidiano che ciascuno di noi ci mette. Quindi, consigliere Russai, non è una questione di soldi e non è che c'è qualcuno più puro di altri. C'è invece che stiamo attraversando un momento difficilissimo per la storia di questo Paese e di questa regione. E io credo che se lo affrontassimo con il giusto rispetto, la giusta passione, la capacità di fare le cose, di conquistarsi le competenze giorno dopo giorno anche quando le competenze non le si ha, credo che faremmo, questo sì, molto ma molto meglio del continuare a dividerci sullo stipendio dei consiglieri regionali. Dopodiché, fuori di qui, io dico che c'è tanta gente che sta molto peggio di me, ci mancherebbe, che c'è tanta gente che ha faticato e soffre molto di più di quanto posso aver fatto io nella mia vita.
ma tutto quello che ho me lo sono guadagnato col sudore, la sofferenza e anche, perché no, tanto tempo di studio, di acquisizione di competenze e di esperienza. Rispetti le persone con cui lavora, rispettate le persone con cui lavorate, perché è da questo Consiglio che devono arrivare le risposte, è da questo Consiglio che devono arrivare le soluzioni, è da questo Consiglio che deve arrivare la storia nuova di questa Regione. O ci state o non ci state. Volete che continuiamo a confrontarci sui vitalizi? Dove e quando volete. Volete che continuiamo a parlare delle nostre indennità? Dove e quando volete. Portatemi però per favore una proposta sulle politiche industriali. Portatemi una proposta seria di riforma del welfare. Portatemi per favore la vostra proposta sulla riforma della sanità e per cortesia mi dite che ne pensate degli enti locali e se mai vi passasse per la testa, ricordatevi che qui ci sono tante di quelle leggi che voi potreste proporre giorno dopo giorno, costringendosi o convincendoci a lavorare insieme, cosa che proprio non mi pare che stiamo facendo. Questo nell'interesse di tutti i cittadini. Questo nell'interesse di tutti i cittadini e allora sarà giusto, qualunque indennità noi si prenda, sarà giusto. Quello che non è giusto è che non rendicontiate tutti noi l'attività che facciamo e alla fine dire mi hai mandato lì, ho fatto questo non sono riuscita a farlo, questo lo vorrei fare la prossima volta e vi confrontate col voto elettorale e sul voto elettorale faremo la differenza, come è sempre stato ed è sul voto elettorale che si ritroverà anche quel rispetto e quella credibilità della politica. Io credo che ci abbiamo un gran futuro davanti rispetto a questo, ma se continuiamo a pensare che c'è qualcuno un po' meglio di qualcun altro, non andiamo molto lontano. Bene, grazie. Allora con l'intervento della Giunta del Presidente si chiude anche il dibattito sul